come scegliere il partner giusto. Ma vi dico, l'uomo studioso è un magro moroso, mi avevo detto, quanto savi, Ha fatto una versione molto struccata, molto pudica del più noto. Qua su che si ingrossa e il manego si secca. Linguaggio forbito e così molto immaginario di qualcosa, cioè quando ci si concentra troppo su quello che è l'aspetto cognitivo, allo studio, se ne risente in maniera molto pesante l'aspetto sentimentale, l'aspetto sessuale. Diciamo che qualche politico e personaggio di oggi ha imparato a filmarsi a besta sta storia, ma comunque non badiamo al gossip. Proviamo a dire ad esempio invece qual è, secondo la conoscenza veneta, l'uomo più brutto. Ma l'uomo più brutto vi dico mica così. L'uomo più brutto è quello che scarsè roverse. L'uomo più brutto è quello che scarsè roverse, cioè sarà anche che al cuore non si comanda, però neanche al stomaco si comanda, cioè la persona che non riesce a mantenersi non è proprio la persona più desiderabile, quella che non può portare avanti un progetto di vita, quella che non può sostenere qualcuno. E allora, signora Nives, invece alle donne che tipo di consiglio darebbe sulle loro qualità, sulle loro virtù, come sfruttare le loro virtù? Ricordatevi donne, maridevi finché a foglia se verde, vi avevo detto tutto qua di concentrare. Donne, ricordeve di maridarsi finché a foggia se verde. Questo era un po' quello che veniva consigliato quando si cercava, quando il matrimonio rappresentava la sicurezza per la vita. Diciamo che il proverbio resta, gli ambiti cambiano durante il tempo.